Duro colpo al mondo dello spaccio di droga in città a Vicenza. 27 le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti spacciatori nigeriani e gambiani. Per 4 di questi è stato emesso dal questore Antonino Messineo anche il divieto di dimora. Immigrati, tutti richiedenti asilo con richiesta di permesso umanitario. Una trentina le perquisizioni in abitazioni dove è stata sequestrata sia sostanza stupefacente che denaro provento di spaccio. Operazione Warning, questo è il nome con cui la squadra mobile Berica, supportata dal servizio centrale operative e dalla scientifica, da gennaio ad oggi ha monitorato giorno e notte l'attività di spaccio in Campomarzo, Parco Fornaci, Piazzale Bologna, Viale Firenze, Corso Milano e zona Stazione. Abbiamo disseminato la città e questi posti di telecamere ad alta definizione. Abbiamo operato con gli agenti undercover, quindi con operazioni sotto copertura, con l'acquisto simulato di sostanze stupefacenti. Ancora una volta a Vicenza si è confermato una piazza importante dello spaccio con minori, padri di famiglia che con la carrozzina vanno al parco per acquistare lo stupefacente. I clienti assuntori di stupefacenti provenissero anche da province limitrofe a quella vicentina, per la possibilità di acquistare stupefacenti a prezzi assolutamente concorrenziali e in qualsiasi momento del giorno e anche della tarda notte. Piazza rinomata per il reperimento di ogni tipo di sostanza, dalla cocaina all'eroina, dalla marijuana all'hashish, venduta a prezzi concorrenziali, anche un terzo in meno del prezzo di mercato. Sentite centinaia di persone, sia assuntori che frequentatori dei parchi, un'attività svolta anche con uomini sotto copertura che ha consentito di cristallizzare ai fini giuridici la situazione dello spaccio in città, oltre ad evidenziare come i nigeriani e i gambiani si fossero divisi i parchi, i primi su Campomarzo, mentre i gambiani a Parco Fornaci. In attesa dell'interrogatorio di garanzia, gli arrestati sono reclusi in parte in carcere a Vicenza ed altri a Trento. Una risposta importante alla richiesta di sicurezza della città. Un'azione che dà risposta alle richieste dell'amministrazione comunale di essere incisivi rispetto al mondo dello spaccio, uno spaccio di droga purtroppo sempre più pressante nel nostro territorio, sul quale anche noi come polizia locale stiamo lavorando